Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo in compagnia di un nuovo nemico, ovvero un nemico davvero inaspettato, ovvero un esercito dei Fukuyama che è appena entrato all'interno delle pianure della provincia di Yamashiro con un bel esercito composto da numerose unità di cavalleria, numerosissime unità di fanteria corpo a corpo e davvero pochissime unità di fanteria di leva con moschetto. L'esercito raggiunge 1575 unità e ovviamente sta cercando di distruggere il nostro caro Pinocchio, ma cerchiamo di non farlo andare avanti ragazzi, perché ovviamente il nostro esercito di circa 3000 uomini è composto da numerosissime unità di fanteria di leva, anzi fanteria di linea, seguite da numerose unità di cavalleria e anche da qualche unità di artiglieria. Quindi il vantaggio ragazzi è netto, la nostra forza raggiunge circa l'80% della barra a nostro favore e possiamo anche risolvere automaticamente la nostra battaglia. Infatti non dovrà essere una battaglia davvero molto complicata, perché le unità nemiche davvero non hanno alcuna speranza contro le nostre unità. Quindi una bella vittoria decisiva, distruggendo il nostro nemico. Vediamo un po' se il nostro generale Pinocchio è riuscito a guadagnare anche qualche punto di abilità. No, a quanto pare non ha guadagnato nessun punto. Intanto ragazzi, una novità: siamo riusciti a distruggere l'esercito ribelle che si avviava nelle nostre province a sud del nostro impero. E ovviamente è stata una battaglia molto rapida, infatti le nostre navi che si ritrovavano a largo sono riuscite a distruggerlo immediatamente. Wow, sbarco delle forze di invasione. C'è stata una bella invasione. Vediamo un po' dove. Wow ragazzi, a est c'è stata un'invasione. Intanto diamo un'occhiata a questo esercito nemico. Tecnologia, oggetto di ricerca. Abbiamo finalmente imparato l'abilità di inginocchiarci su un fronte per distruggere il nemico anche con le file che si ritrovano dietro. Guardate un po', gli scienziati si sono scervellati secoli per imparare questa nuova abilità. Benissimo, allora stiamo imparando adesso un bel fuoco di soppressione. Stai studiando l'arte, bonus attuale a livello della ricerca 50%, perfetto. Abilita l'abilità fuoco di soppressione, perfetto. Possiamo ricercare questa abilità che mi sembra abbastanza ragionevole. Allora, l'esercito nemico si ritrova in pieno inverno, anzi a fine inverno, e quindi il logoramento logorerà solo una parte delle truppe, però appartiene a Tanegashima, questa dannata isoletta che continua a rompere le scatole al nostro impero. Vediamo un po' le unità che ritroviamo all'interno della provincia di Itaki. Bene, abbiamo delle unità che vediamo un po' se possono riuscire a distruggere il nemico. Vediamo se riusciamo a reclutare anche qualche unità di artiglieria seguita da qualche unità di fanteria, perché negli assedi ragazzi è indispensabile la fanteria. Allora, vediamo se riusciamo a bloccare il nostro esercito in qualche maniera. Vediamo un po' che cosa possiamo reclutare all'interno di questa provincia di Itaki. Vediamo un po', intanto il porto è stato ovviamente danneggiato per colpa di queste dannate corvette, però possiamo utilizzare il nostro caro Lupin per sabotare l'esercito nemico. Vediamo un po'. Ah no, possiamo assassinare qualche unità. Vediamo, possiamo assassinare solo il generale. Però ragazzi è meglio riservare un po' di monete per il reclutamento del ninja. Anzi no, per l'azione del ninja. Allora prendiamo il nostro ninja, il nostro caro Lupin, mandiamolo all'attacco in modo da sabotare il nostro esercito. Vediamo se ci riuscirà. Allora prenditi la tua katana. Shinobi giustiziato. Dannazione ragazzi, questo non ci voleva. Il nostro caro Lupin è stato giustiziato al di sopra di questi campi innevati. Allora la nostra unica speranza è quella di reclutare le unità e distruggere il nemico nella maniera migliore che conosciamo. Bene, qualche unità possiamo reclutarla, anzi qualche unità di samurai con katana, perfetto, e qualche monetina ce la riserviamo per spenderla a ovest. Allora, vediamo un po' che cosa sta succedendo a ovest, ragazzi. Allora, facciamo rientrare il nostro esercito dalla provincia di Ida, perché come abbiamo visto è davvero molto completa per quanto riguarda il settore bellico, e quindi vediamo se possiamo rifornire il nostro esercito nella maniera migliore. Prendiamo 5 unità, ovviamente queste unità di cannoni saranno fondamentali, e inviamole direttamente a questo esercito. Avanziamo, vediamo per benino. Prendiamo anche queste 4, anzi queste 3 unità di fanteria di leva e inviamole immediatamente, seguite da qualche altra unità che arruoleremo. Anzi, non le arruoleremo in questa città ragazzi, le arruoleremo all'interno della cittadina di Totomi. Ovviamente queste 4 unità di katana andranno a formare il nostro esercito, seguita anche da qualche altra unità più imponente. Vediamo un po' se possiamo reclutare altre fanterie di leva e inviarle immediatamente con il nostro treno. Allora, il nostro convoglio ferroviario è stato appena liberato da queste dannate unità che si ritrovavano al di sopra delle nostre ferrovie, però adesso possiamo prendere un bel passaggio per arrivare direttamente al nostro esercito, formando quindi insieme a queste unità di cavalleria un esercito abbastanza ottimo per distruggere quindi il prossimo nemico che ritroveremo avanti. Bene, andiamo avanti, vediamo se possiamo avanzare. Dannazione, vediamo un po'. Allora, possiamo arrivare
Bene, il transito inizierà con il prossimo turno perché abbiamo terminato i nostri punti di azione. Prendiamo la nostra cara corazzata Potionkin, guardate un po' che forte il comandante Raphael Joseph, e cerchiamo di mandarla avanti per conquistare direttamente le imbarcazioni del nostro nemico all'interno della nostra provincia a est. Intanto possiamo anche passare il turno e vedere le mosse del nemico nei turni successivi. Perfetto ragazzi, è trascorso qualche mese, il nostro caro amico il gemello di Pinocchio, eccolo qui, il comandante nemico è pronto ad attaccare il nostro esercito che è appena fuoriuscito dalla sua cittadina con ben 2100 uomini, però che si ritrovano davvero in pessime condizioni poiché non dispongono di un'esperienza davvero elevata. Invece le unità del nemico appartengono a una classe più elevata per quanto riguarda l'artiglieria, e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Combattiamo questa battaglia all'interno delle pianure nella provincia di Itaki e vediamo un po' se riusciamo a distruggere questo nemico. Benvenuti ragazzi nel nostro campo di battaglia. Come potete vedere la battaglia è appena iniziata e le truppe del nemico iniziano a farsi sentire con i cannoni che ritrovano all'interno delle loro retrovie. Intanto la mia formazione dell'esercito si divide in due fronti: il primo fronte a sinistra seguito dall'unità del generale, se così possiamo chiamarla, questa unità del generale molto rustica che sta iniziando a seguire le unità alleate che si stanno appropriando della collina, cercando di sfruttare il pendio della montagna, quindi cercando di interagire con il nostro territorio. Vediamo se riusciremo ad avere un vantaggio in battaglia contro le nostre unità nemiche. Ovviamente per le cannonate del nemico faranno più fatica a penetrare le nostre unità all'interno di questo boschetto, quindi avanziamo all'interno di questo bosco, mentre le unità che si ritrovano all'interno del fronte a est le ho collocate in questa maniera in modo tale da concentrare il fuoco dei cannoni su due fronti diversi e quindi non freddare più unità in una stessa come possiamo dire, una stessa raffica di cannonate. Quindi con queste unità vediamo se riusciamo a distruggere i cannoni oppure vediamo se riusciamo a distruggere il nemico da questo frontone destro. Intanto le nostre unità riescono a nascondersi all'interno del boschetto. Vediamo se continuiamo ad andare avanti. Il nemico sfrutta il vantaggio dei cannoni tornando indietro e quindi con la sua bella unità di cavalleria cerca di trovare conforto all'interno di quel boschetto che ritrova a nord. Bene, andiamo con la nostra unità di lancieri sempre avanti. Attenzione, stiamo subendo qualche colpo da parte di questi dannati cannoni di legno che davvero sono imbarazzanti in questa situazione, però sono riusciti a freddare diverse unità. Vediamo un po', anzi no, nessuna unità, tutto il lavoro lo stanno facendo i cannoni Parrot. Già sono riusciti a distruggere 72 uomini. Wow. Bene, avanziamo con queste unità, avanziamo, forza, tutta manetta, andiamo perché davvero questi cannoni stanno rompendo davvero molto, quindi avanziamo immediatamente per buttarli giù. Vediamo se riusciamo ad intaccarli. Ecco, dovremmo essere in portata a breve. Benissimo, andiamo. Dannazione, questo terreno non è favorevole. Con questi pendii non riusciamo a colpire immediatamente i cannoni. Le unità sono già un po' stanche, già iniziano a non poterne più della nostra battaglia, però le unità nemiche davvero si stanno ritirando in questo boschetto e quindi evitano le nostre unità per colpa del vantaggio dei cannoni. Benissimo, vediamo, le nostre unità già stanno iniziando a far fuoco, già si ritrovano in portata, ed ecco le unità dei cannoni che vengono lasciate da parte del nemico in custodia delle nostre unità e quindi vengono distrutte immediatamente. Vediamo un po', ecco, perfetto. Alcune unità rientreranno a breve in portata anche su questi cannoni Parrot e cannoni di legno. I cannoni di legno ragazzi sono sconsigliati, anzi io li consiglio nelle battaglie, non li utilizzo quasi mai perché i cannoni di legno dispongono di caratteristiche belliche molto inferiori ai cannoni che possono essere i cannoni Parrot, anche se costano davvero molto poco. Però i cannoni di legno inoltre durante il corso della battaglia iniziano a perdere un po' di portata perché la canna in legno viene deformata da parte delle pallottole incandescenti che fuoriescono a tutta velocità. Quindi ecco, come potete vedere che si ritirano all'interno del boschetto, e adesso alle nostre unità tocca solo far fuori il nemico che si sta nascondendo all'interno di questo boschetto. Quindi adesso avanzeremo per stanarlo e cercare di rimandarlo indietro. Bene ragazzi, bentornati all'interno della nostra formazione. Come potete vedere le nostre unità di fanteria di leva stanno iniziando a combattere, se così possiamo dire, contro le unità nemiche, ed ecco qua che iniziano a ricaricare i loro fucili e a far fuoco sulle unità nemiche che davvero stanno avendo un ottimo vantaggio poiché si ritrovano all'interno di questo boschetto ed è un po' dura
viene un po' dura alle nostre unità distruggerli immediatamente. Allora, ecco le unità nemiche che si avvicinano alle nostre unità, possiamo vedere queste unità di lancieri di leva che iniziano a far fuoco e ovviamente le nostre unità di fanteria di leva che si trovano all'interno di questo boschetto, che stanno combattendo contro quest'unica unità, stanno ottenendo un ottimo vantaggio. Allora, la nostra unica unità del generale la teniamo nelle nostre retrovie e adesso la mandiamo avanti, ecco perché le unità di lancieri nemiche si stanno avvicinando. Bene, questa unità vediamo se riusciamo a distruggerla immediatamente con le nostre unità di fanteria da tiro. Questa unità possiamo metterla in questa posizione in modo da colpire le nostre unità nelle retrovie. Benissimo, con questa unità possiamo concentrare il fuoco su questo frontone. Vediamo da questo lato come sta andando. Non sta andando molto bene perché le unità di cavalleria ci hanno davvero distrutto il morale. Vediamo, ancora abbiamo una bella unità con tutto il caricatore carico. Inizieremo a far fuoco sulle unità di cavalleria che già si ritrovano a intaccare il morale delle nostre unità. Vediamo un po' come sta andando. Ecco le unità nemiche che stanno cominciando ad andare in fuga. Bene, bene, in questo frontone siamo riusciti a cogliere un'importante vittoria. Vediamo se riusciamo a distruggere più unità possibili. Bene, la vittoria è vicina, il nostro servitore continua ad affermarlo. Speriamo che sia vero. Benissimo, qualche unità ci sta ripensando a tornare nel campo di battaglia, ma a quanto pare hanno capito che non c'è nulla da fare. Bene, allora siamo riusciti a mandare in fuga il nostro nemico, nonostante ci abbia fatto prendere un bello spavento con quell'invasione che ha effettuato. E vediamo un po' se siamo riusciti a cogliere una vittoria davvero importante nel nostro resoconto delle unità. Bene ragazzi, siamo riusciti a ottenere un'importante vittoria decisiva sul nostro nemico. Meno male che siamo riusciti a distruggere, altrimenti ci avrebbe distrutto tutte le unità che abbiamo all'interno del nostro impero, che non dispongono di un esercito abbastanza elevato per contrastare una potenza militare come l'esercito dei Tanegashima. Intanto siamo riusciti a catturare una bella unità di cannoni Parrot e guadagnando un bel po' di punti abilità alle nostre unità siamo riusciti a ottenere un ottimo generale, che possiamo anche promuoverlo al rango di vero e proprio generale. Eccolo qua ragazzi, il nostro Niro Isanori sarà pronto davvero molto volenteroso nel prossimo gameplay a distruggere l'esercito dei Tanegashima per rimandarli in mare e ovviamente concentrarci sulle nostre campagne a ovest. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!